Il taggio è fantastico finché, per fortuna, ci è rivelato Medical Group. Allora, quest'oggi sul SIL un'importante gara che ha visto ospiti anche internazionali. Come è andata a livello organizzativo, oltre che naturalmente agonistico? Da un punto di vista organizzativo è filato tutto liscio, è stato un impegno molto importante perché dato il numero dei partecipanti abbiamo dovuto chiedere la collaborazione di qualche remiera che ci ha fornito barche, remi eccetera, però ho visto i ragazzi contenti sia nei momenti sportivi che abbiamo fatto, che sono stati quindi un'uscita in laguna, nella zona di Lio Piccolo, chiaramente la risalita e discesa del Sile e le gare, il meeting, international meeting di oggi. E anche nei momenti conviviali abbiamo fatto conoscere dei locali di Treviso ai nostri ospiti che provengono. Faccio un passo indietro. Questo evento raggruppa appassionati di Voga Veneta che sono associati a un organismo che si chiama CIV, Comitato Internazionale Voga Veneta, che ha sede a Francoforte. D'accordo? Ogni anno uno dei circoli sportivi affiliati al CIV organizza un meeting che è il momento più importante della vita associativa del CIV. L'anno scorso siamo stati ad Oxford, ci hanno chiesto se volevamo organizzarlo noi di Treviso e abbiamo aderito molto volentieri e con successo, almeno vedendo i risultati. A livello internazionale quante sono le adesioni come a livello di club? Allora ci sono persone che vengono da Amsterdam, persone che vengono da Parigi, da Nantes, persone che vengono da Francoforte, da Berlino, credo anche da Colonia, persone che vengono da Oxford, da Londra, delle persone che vengono dall'Austria. A riprova del fatto, se ce ne fosse bisogno di conferma, che la Voga Veneta è conosciuta non solo localmente ma anche a livello internazionale. In effetti devo dire una cosa, che trovare delle persone non veneziane in Europa che si appassionano talmente a un tipo di voga peculiarissimo di Venezia al punto da volerla implementare nel loro territorio, secondo me è una cosa fantastica, perché noi abbiamo tutto, quindi come sempre ci passiamo anche sopra, ma vedere queste persone che si comprano, che si costruiscono le barche venete, facendo degli stage a Venezia magari di 6 mesi, di un anno per imparare la tecnica e poi la diffondono nel loro paese, è una cosa spettacolare. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.